80.000 accessi in un anno. In pratica un residente su 3 dell'ASL 13 ha varcato le soglie degli ospedali di Dolo o Mirano. Questo è il dato più significativo del rapporto sulle attività del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'ASL 13 diretto da Pietro Pacelli. Su 80.000 accessi i ricoveri sono stati 10.000, segnale dell'importante azione di filtro svolta dai pronto soccorsi. Una bella notizia per chi viaggia: dopo 3 anni di assenza torna il treno per Vienna delle ferrovie austriache. Dal 15 dicembre partirà da Venezia alle 15:59 e alle 23:27. Dopo 7 ore e mezza arriverà in stazione a Vienna, dove si troveranno coincidenze per Praga, Budapest, Cracovia e tante altre città. Adesso chi vuole andare a Vienna deve prendere un bus turistico dal Tronchetto. Stagione teatrale di Mira in ritardo, ma l'importante è che ci sia. Dopo i 2 big Marco Paolini e Giuseppe Battistonna a dicembre, il cartellone partirà a gennaio con spettacoli vari, tra cui un Pinocchio rivisitato, una rilettura del Vaillant, una commedia degli equivoci con Filippo Nigro. In tutto 10 spettacoli, 105 euro l'abbonamento. Ci sarà anche una mini rassegna sulle nuove drammaturgie. Il braccio di ferro tra cittadini e prostitute segna un punto a favore dei residenti di Mogliano. Esasperati dai fastidi del mercimonio sotto casa, hanno sparpagliato le stradine del sesso di chiodi e spuntoni e così, al costo della prestazione, i clienti hanno dovuto aggiungere la spesa delle gomme e nel caso di un SUV a terra con 2 ruote c'è stato bisogno pure del carro attrezzi. Il prosecco alla conquista della Cina, dove nei primi 5 mesi del 2013 si è registrato il più 300% rispetto allo stesso periodo del 2012. Le potenzialità dunque ci sono, anche se l'Italia è soltanto quinta nelle forniture di vino in Cina. Il consorzio di tutela del prosecco inizierà il tour promozionale da Hong Kong e cercherà di educare il mercato con seminari e masterclass. Un gesto quasi eroico: trova 1.000 euro e li restituisce. Andando in farmacia a Fiera, quartiere di Treviso, un uomo ha visto per terra 20 banconote da 50 euro. Senza pensarci ha consegnato la somma al farmacista, dove il giorno dopo il proprietario si è presentato con poche speranze. E invece i 1.000 euro erano lì. Chissà se il campione di onestà avrà ricevuto la dovuta ricompensa del 10%. Attenti ai ladri: col ritorno dell'ora solare e del buio anticipato aumenta il rischio dei furti. L'orario più critico per le visite indesiderate nelle case e negli appartamenti va dalle 18 alle 21. Per prevenire questo fenomeno, i vigili del Campo San Pierese stanno organizzando pattuglie serali e notturne attive dalle 18 alle 2 di notte tutti i giorni, specie il fine settimana. Grazie alla collaborazione fra ASME e azienda ospedaliera, Padova è un punto di riferimento per le malattie metaboliche ereditarie. All'assemblea annuale tenutasi al Centro Congressi Papa Luciani è stato annunciato il prossimo screening, partenza il 1 gennaio 2014, un'attività fondamentale visto che proprio la diagnosi precoce permette di salvare tante vite umane. I commercianti di Abano contro le bancarelle, i negozianti accusano gli ambulanti di concorrenza sleale, i banchi si piazzano davanti alle vetrine, chiudono le strade e attirano tutta l'attenzione dei clienti. Il sindaco Luca Claudio promette di allontanare i mercatini dal centro per i prossimi 6 mesi, ma chiede proposte concrete ai negozianti per tener viva la zona pedonale.